È un gesto certamente indegno, non possiamo definire in altro modo, un gesto di estrema disperazione, perché già 27 anni fa qualcuno ha voluto spegnere una fiamma, quella fiamma è diventata un candelabro, adesso quel candelabro diventa una vera e propria illuminazione artistica, potremmo dire, che illuminerà la coscienza e la moralità anche di tantissimi uomini e donne. Non ci sono altri aggettivi da poter usare se non quelli di una demenza assolutamente fuori luogo. Questo gesto è un boomerang che si ripercuoterà pesantemente su quanti hanno voluto in qualche modo dare un segnale pesante, negativo alla società civile e alle autorità, allo Stato, quindi ma in realtà provocheranno semplicemente una risposta netta, determinata, fiduciosa in questo che è il rispetto della memoria di un simbolo purissimo della giustizia e della coerenza evangelica. Quindi le autorità, lo Stato, la Chiesa risponderanno assolutamente con una continua attività di sensibilizzazione e di allontanamento totale di qualsiasi tipo di sentire mafioso da quella che è la coscienza della società civile di oggi, dei siciliani di oggi. Una grande eco ha avuto questo fatto, se l'aspettava insomma. Assolutamente no, non ci aspettavamo neanche il fatto eclatante di Palermo, però vuol dire che qualcuno appunto sta cominciando a sentire questo venir meno del consenso da parte dell'opinione pubblica. Probabilmente ci sarà ancora qualche fetta di questa società che applaude di fronte a gesti del genere, ma possiamo dire che nella stragrande maggioranza invece c'è una presa di distanza netta da parte della gente rispetto a quanti hanno deturpato questa isola, a quanti hanno cercato di rubarle il futuro, di rubare risorse, di rubare speranza. Ecco, noi ci mettiamo ovviamente ad annunciare il Vangelo e ad annunciare anche la legalità, la giustizia contro chi vuole rubare ancora speranza ai siciliani onesti. Oggi capita anche nella giornata che ricorda il giudice Borsellino e i ragazzi della scorta uccisi 25 anni fa. E oggi pomeriggio sono le cerimonie a Palermo, quindi cosa dire? In questo momento è chiaro, siamo presenti qui proprio per dimostrare ancora una volta, laddove ce ne fosse bisogno, che le forze di polizia, le autorità istituzionali, come diceva il prefetto, la società civile sono presenti per affermare ancora laddove ci fosse bisogno la nostra presenza, per cui episodi del genere sui quali la squadra mobile, la questura è tutta proiettata a cercare di capire le modalità, se sono di emulazione rispetto ai fatti avvenuti a Palermo nei giorni scorsi o perché sono sintomo, come diceva giustamente Don Livatino, di altri segnali, di un abbassamento dell'attenzione. Occorre tenere sempre alta l'attenzione e noi ci siamo a dire questo, per cui siamo presenti a garantire la legalità e il ripristino di quelle sono le condizioni di legalità nel ricordo di un ragazzo, Rosario Livatino, che è stato ucciso 27 anni fa. Ci può dire magari se siete stati avvisati, chi ha avvisato, che ci sono tante notizie, se magari qualcosa di più preciso? Ma su questo c'è stato un meccanismo insomma, della comunicazione che oggi è difficile stargli dietro, per cui le notizie si sono succedute in un rapido evolversi dalla giornata del tardo pomeriggio di ieri, per cui al di là delle associazioni, notizie ANSA, anche degli stessi interessati che passando hanno segnalato questo episodio alle forze di polizia, per cui va tenuto alto anche questo, cioè un invito sempre di più a segnalare le cose che passando potrebbero sembrare normali, invece dobbiamo fare in modo che non siano normali, per cui il danneggiamento a una lapide va segnalato, in questo caso al Livatino, un giudice ucciso giovanissimo in questa strada tanti anni fa, solo perché andava al lavoro e voleva affermare il principio di legalità, sacrificando la propria vita, vanno segnalate molto probabilmente in maniera più tempestiva alle forze di polizia. Noi siamo presenti perché la notizia comunque ci è arrivata e da subito si è attivato il meccanismo poi della polizia giudiziaria a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento.